Lucia, a proposito di dischi, caro Roberto Meloni, noi ci siamo conosciuti a distanza, nel senso che poi grazie a Facebook, a MySpace, abbiamo la possibilità di tenerci in contatto, anche se poi abbiamo scoperto vari inserti. Perché? Io, te e Lucia ci siamo trovati in realtà in diversi festival anche insieme, ma non sapevamo di conoscerci. Sì. Perché io presentavo, tu cantavi, lei cantava, poi abbiamo scoperto qui questa sera che in realtà ci conosciamo. Una piccola carrambata, diciamo. Una carrambata, un'altra, Una giulianata. una giulianata in questo caso. Però, a proposito dei dischi, noi abbiamo un conto in sospeso, lo sai? Parliamone, così prendiamo un impegno pubblico. Allora, E salutiamo un amico. sì, prima di tutto io... Allora, a dicembre io ho inciso una canzone di Natale che era Pasca e Natale in sardo di Claudio Carente. L'ho incisa in lettone con alcuni artisti lettoni e poi ho avuto un'idea di unire il sardo e il lettone, diciamo le mie due patrie, la Sardegna e la Lettonia, quindi di fare una versione sardo-lettone. E mi è venuto in mente di chiedere il contributo di una delle più grandi personalità dell'isola, che è Giuliano Marungiu. Quindi, e cosa è successo? Giuliano, vabbè, io diciamo, non sapendo che Giuliano fosse molto impegnato, gliel'ho chiesto molto velocemente, e quindi lui non poteva. Però Giuliano si è promesso che l'anno prossimo, per Natale, ci sarà una versione in cui sarà presente anche la sua voce. Questo Vero, è un tradimento, perché se me lo chiedi davanti a tutti cosa posso dire? In realtà Claudio credo che mi odi perché è una persona Ti stupenda. vogliamo bene tutti. Però questo disco doveva essere fatto a giorni, poi è passato Natale e io all'Epifania ho detto ma il disco non lo facciamo, ho detto ormai se ne parla per il prossimo Natale. È una canzone di Natale. È una canzone di Natale, però è molto bella perché fa... Che l'ho imparata, Sì, Sì, avevi anche già scelto il pezzo dove ti volevi inserire. Sarei inserito a prescindere ovunque. Va bene. Allora l'anno prossimo aspettate il disco. Pasca e Natale con in Giuliano anteprima Marungiu. assoluta, veramente a primavera stiamo anticipando. Allora...